9 Visani col 24. Olivieri col numero 4, Mele col 6, Tunoaia col 23, Salaorni col 13, Pecchini col 25, Tardini col 14, Prost col 10, Boni col 29, Dalla Giacomo col 18, Gelmetti col 7, Peretti. A disposizione 5 Carleschi, 9 Martani, 11 Mascanzoni, 19 Di Stefano, 21 Zanoni, 22 Botti, 26 Salimbeni, 33 Galloni, 37 Bertolotti.
Il Chievo Verona Women, su indicazione della Federazione Italiana Gioco Calcio, comunica che le società sono responsabili per il comportamento antisportivo o violento dei propri sostenitori, secondo quanto previsto dall'articolo 10,3 del CGS, con l'entrata in vigore della legge 20 agosto 2001 numero 336. Sono previste anche pesanti sanzioni penali per gli stessi, pertanto si invitano gli spettatori a non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogans o effettuare cori e espressioni di violenza, di discriminazione razziale o territoriale, a non fare lancio di oggetti in campo e sugli spalti, a non commettere atti di violenza né all'interno né all'esterno dello stadio, a porre in essere una condotta di cooperazione con le società e con le forze dell'ordine, sia per la prevenzione di fatti violenti che per l'individuazione di responsabili di fatti violenti, ad annullare all'insorgere i cori e le altre manifestazioni offensive con applausi e quant'altro esprime correttezza sportiva. Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. Buona partita. Squadre in cerca di riscatto, due squadre che cercano di allontanarsi dalla zona più calda della classifica, quasi uno spareggio, una sfida delicatissima. Buona domenica a tutti amici ascoltatori, amici del Chievo Verona Women. Oggi per la 19ª giornata di Serie B, il Chievo Verona Women affronta l'Orobica, come detto prima uno scontro salvezza importantissimo. Un cordiale saluto a tutti da Pierluca Loporto e Giovanni Sorbello. Una sfida importantissima per le ragazze di Ardito che vengono dal prestigioso successo di Pomigliano e inizia proprio in questo istante la partita Chievo Verona Women Orobica. Dicevo, le ragazze di Ardito arrivano da un successo importantissimo sul campo della capolista Pomigliano, ma anche l'Orobica proviene da un ottimo risultato contro il Como con le reti di Kalasic e Lazzari, quindi due squadre nelle zone basse della classifica, sì, ma che nell'ultimo turno di Serie B
hanno centrato 3 punti fondamentali per l'obiettivo salvezza. Un risultato inaspettato quello dell'Orobica contro il Como, perché comunque il Como sappiamo che è in posizioni di alta classifica. 2 imprese nella scorsa giornata sono state fatte da queste due squadre, perché il Chievo ha battuto il Pomigliano in trasferta e l'Orobica ha vinto fra le mura amiche contro il Como. Partita fondamentale perché 3 punti possono valere oro. Leggiamo rapidamente le formazioni. Giovanni, il Chievo si schiera con Olivieri, Mele, Tunuaia, Salorni, Pecchini in difesa, Tardini, Prost e Boni a centrocampo, Dalla Giacomo, Gelmetti e Peretti in attacco. Peretti che ha festeggiato proprio in settimana i 100 gol tra Serie A e B con la maglia del Chievo Verona Women, con questo club che prima si chiamava Fortitudo, adesso Chievo Verona Women. In sostanza sono 100, tripla cifra per lei. Peretti che ha siglato la doppietta che proprio ha permesso di sconfiggere la compagine napoletana. Ma Chievo subito in avanti, vediamo con Boni, sbagliata la verticalizzazione, lotta ancora Pecchini, sempre fra le migliori della squadra giallo-blu, il cross in mezzo di Pecchini, basso però rinvia la difesa del Como che si schiera con Nardi in porta, Orobica. Magni, Lai, scusate, Orobica, Nardi, Magni, Lai, Salvi, Zivic, Poeta, Mandelli, Foti, De Vecchis e Lazzari. Il lapsus è dovuto appunto all'ultima partita che è stato il derby lombardo fra l'Orobica e il Como, vinto appunto dall'Orobica, come dicevamo prima, con risultato di 2-1 grazie alle reti di Mia Kalasic e Lazzari. Subito primo corner della sfida. Ricordiamo che contro il Pomigliano la partita è stata sbloccata proprio da corner da Rachele Peretti con un tiro al volo su assist di Valentina Boni. Anche in quell'occasione infatti la numero 10, partita dalla bandierina, si affida come sempre al suo piede la formazione di Mister Ardito. Il cross in mezzo di Valentina, spazzato però dalla difesa dell'Orobica. Tardini sul pallone, amministra come sempre indietro verso Tunuaia che alza un campanile verso Gelmetti, che è la novità, l'unica novità rispetto all'11 schierato contro il Pomigliano. Martina Gelmetti che lei è subentrata bene, anzi benissimo, visto che ha chiuso la partita con la marcatura del 3-1 definitivo. Un gol bellissimo su assist di Martani, un tiro a incrociare che dopo aver sfiorato il palo si è andato a infilare lento nell'angolino. Un gol importante perché comunque anche lei veniva da un infortunio ed era fondamentale per lei tornare al gol a livello mentale. Fondamentale per lei questo gol come per il Chievo, rinforzo ricordiamo di gennaio Martina Gelmetti che ha potuto essere al meglio solo nelle ultime settimane. Il cross in mezzo, attenzione di Valentina Boni, quindi spazza ancora una volta la difesa dell'Orobica che prova a ripartire subito. Peretti però intercetta il cross in mezzo, troppo lungo e facile nelle mani di Nardi. È partito forte il Chievo comunque, Piera, pressing alto, subito a creare occasioni. Partenza subito forte, decisa quella del Chievo, come quella di 15 giorni fa. Ancora l'Orobica, il lancio lungo intercettato, però si lotta a centrocampo, la mette giù Prost per Boni. Peretti subito lungo per Gelmetti che può arrivare. Gelmetti prova il tiro, quindi prima occasione parata però da Nardi. Primo tiro quando siamo al quinto minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato fra Chievo Verona Women e Orobica. Ancora lotta, Pecchini recupera palla, sbaglia però l'appoggio verso Gelmetti. Il lancio dalle parti di Mele che evita l'avversaria, disimpegno però sui piedi di una giocatrice dell'Orobica, quindi rimessa laterale. Peretti viene incontro senza fallo secondo l'arbitro, Como sulla Orobica sulla tre quarti. Ancora il retropassaggio, riparte dalla difesa la formazione di coach Marianna Marini. Visani prova a scodellare in mezzo, ancora Tunuaia in anticipo, pallone alto su cui arriva di testa Tardini che lotta solo per un attimo, però arriva adesso il fischio, quindi calcio di punizione per l'Orobica, fallo di Chiara Mele. Batterà la numero 18 De Vecchis, che è già pronta sul pallone dopo 5 minuti quindi di non dico assedio ma comunque di forcing del Chievo. Adesso può arrivare la prima occasione per l'Orobica che scodellerà come
ormai è probabile che sia il pallone in mezzo. Parte adesso De Vecchis, il cross in mezzo, tocca Salaorni, prova la rovesciata una giocatrice dell'Orobica, senza fortuna però la palla resta ancora lì spazzata dalla Giacoma, succhiaia di nuovo in mezzo l'Orobica e poi colpo di testa a rete. La numero 44 signore. E non c'è fuori gioco perché probabilmente parte che da dietro e riesce a battere con Oliveri. Quindi... Ha guardato a lungo l'arbitro, il suo assistente, ma non ha alzato la bandierina e quindi tutto regolare. Segnati Ilai per gol della numero 44 Ilai, che aveva segnato anche all'andata proprio il primo gol in casa dell'Orobica, del 3-0 in favore delle Lombarde, quindi non parte col piede giusto la gara. Al quinto minuto Pier, quindi Ilai, anche fortunosamente perché comunque quella palla ha avuto tantissimi rimpalli. Sì, qualche disimpegno non abbastanza deciso per mandare al di là dell'area o comunque spazzare via il pallone, quindi su una serie di batti e ribatti si è fiondata Ilai e ha messo dentro l'1-0. Attenzione, subito il Chievo, prova la reazione con Peretti che entra in aria, prova il girata a rete, sarà ancora calcio d'angolo, il terzo battuto sempre da quel lato, da destra, da Valentina Boni. Prova subito a reagire il Chievo che, come spesso accade, mi viene da dire, soprattutto in casa, la prima occasione spesso va sotto, la prima occasione utile per le avversarie ed è costretta a rimontare. Subito in avanti però la formazione gialloblu, ancora Boni, non arriva Pecchini, ancora spazza la difesa e quindi quarto angolo, quarto corner per Valentina Boni. Sfortunato comunque il Chievo perché prende gol praticamente alla prima occasione a te. Attenzione sulla ribattuta Prost, prova a rimettere dentro Peretti, alto però il tentativo di conclusione della numero 7 giallo-blu che aveva ricevuto da Prost al limite dell'area, ha provato la girata a volo, imprecisa però buona l'idea. Buona comunque anche la reazione perché il Chievo non si è scoraggiato ed è subito partito in avanti cercando di trovare il gol ed è il pareggio. Dicevamo che comunque molto sfortunate perché alla prima propria azione una serie di batti e ribatti liberano Ilai davanti a Olivieri ed è 1-0. Incursione di Tardini, ancora in avanti il Chievo, prova a cambiarlo tutto verso Boni, di prima verso Peretti, di testa prolunga dove però non c'è nessuno. Vediamo subito lo schieramento, dovrebbe essere il 4-3-3, quindi con Valentina Boni, capitano della squadra giallo-blu, ancora a mezzala, in avanti si alternano Peretti e Gelmetti nel ruolo di prima punta, mentre dalla Giacoma sembra avere il possesso pieno della fascia. Non è sempre così, potrebbero variare le posizioni in campo, entrambe sanno comunque andare sia sulla fascia sia agire dal riferimento centrale. Qui una posizione dai 45-50 metri per Valentina Boni che verosimilmente batterà verso il centro dell'area. Può arrivare Salaorni che gira a rete di poco però sopra la traversa, il tentativo della numero 23 del Chievo Verona Women al 9° minuto, Piero. 9° minuto, e quindi altra occasione per il Chievo, la prima veramente pericolosa sui piedi di Salaorni, anche se anche la prima assoluta dell'incontro, quella di Gelmetti, non era affatto male. Ottima azione, ottima verticalizzazione, forse troppo debole il tiro, però il Chievo che comunque sta provando in tutti i modi a reagire, tiene il baricentro alto e non sembra essersi scomposto. Di testa Tardini verso la zona di Peretti, prova a lottare anche Prost che però perde il pallone. Qui verticalizzazione subito verso la numero 9 e Olivieri saggiamente sceglie il tempo e la prende con le mani. Tunoaia verso Boni, largo nella zona di Pecchini, di sinistro verso dalla Giacoma che non riesce ad arrivare, lotta ancora Lazzari con Prost, però recupera Pecchini, scambio con Boni che però non si concretizza. Qui c'è fallo proprio ai danni della giocatrice dell'Orobica e quindi calcio di punizione da metà campo. Con che l'Orobica non ha comunque nessuna fretta di battere. Lo giustifica sicuramente
il risultato. Qui fischia l'arbitro, forse ha visto qualcosa di irregolare, probabilmente una trattenuta, quindi palla recuperata dal Chievo. Batterà lungo Olivieri, prova ad arrivare dalla Giacomo, anticipata però Peretti. Fallo laterale in favore dell'Orobica. Arriva ancora Pecchini di testa. Il lancio lungo dove non ci sono maglie rosso-blu e quindi ancora fa buona guardia Olivieri. Tardini, poggio dietro per Tunoaia che prova a ricominciare. Il lancio lungo verso Peretti, sfiora di testa la numero 8 dell'Orobica, Salvi. Palla che arriva ancora nella zona presidiata da Nardi. Notiamo che comunque l'Orobica Pier è schierato con quello che sembra un 4-3-1-2. 4-3-1-2, formazioni non speculari ma quasi, cambia solo qualcosina nel trio d'attacco. La partita comunque per l'Orobica Pier si è messa sulla strada giusta, perché trovare il gol all'inizio ti può portare a giocare molto più tranquilla, a soprattutto perdere tempo e lasciare che sia il Chievo a impostare, che magari l'Orobica può agire tranquillamente che di rimessa. Sì, soprattutto perché come dicevamo prima è uno scontro salvezza, parte un po' avanti, leggermente avanti, però l'Orobica qualche punto in più. Attenzione intanto Gelmetti che recupera un buon pallone, prova dalla lunga distanza, tutto facile però per Nardi. Come stavo dicendo, l'Orobica ha 22 punti con 18 giornate disputate, il Chievo ne ha 18 di punti, con una gara però in meno da recuperare il 3 aprile sabato santo contro la Roma, che è un'altra diretta avversaria per la salvezza, quindi l'Orobica sicuramente può fare tesoro di questo risultato, ma anche in caso di pareggio non ne uscirebbe, diciamo così, insoddisfatta. Vediamo Tunoaia che protegge palla, un calcione probabilmente. Sì, comunque Pier, l'Orobica può anche portare a casa un punto paradossalmente che da qui, perché comunque manterrebbe il Chievo a una distanza che di sicurezza che di 4 punti e non avrebbe problemi. Il Chievo invece un pareggio sarebbe complicato, perché comunque la classifica non è delle migliori al momento e ogni partita ormai diventa quasi che una finale, possiamo dire. Sì, ricordiamo che hanno 7 partite, 8 nel caso del Chievo, visto che deve ancora giocare il recupero. Intanto in avanti l'Orobica, prova a chiudere Prost, sporca il pallone Salaorni e Lazzari si accontenta, per modo di dire, del corner che verrà battuto dalla numero 19 Zigic, che ricordiamo è la miglior realizzatrice dell'Orobica con 7 gol. Sì, un po' centrocampista, un po' che terzino, ma una giocatrice polivalente che gioca ovunque. Giocatrice sicuramente di ottima qualità, a prescindere dal ruolo che è molto ibrido. Cross in mezzo di Zigic, di testa arriva la giocatrice dell'Orobica, alto però la conclusione, quindi si riparte ancora una volta da Olivieri. Subito alti gli attaccanti dell'Orobica per evitare di far giocare palla dietro al Chievo. In ogni caso comunque il colpo di testa è stato fatto che da Salvi ed è finito comunque distante dalla porta di Olivieri. Olivieri sbaglia il rilancio, trova comunque Pecchini che allunga ma non riesce a trovare la compagna dalla Giacomo, quindi ancora Orobica, impreciso però il passaggio e quindi si riparte da Mele dietro verso Salaorni. Tardini allarga per la sovrapposizione di Mele che appoggia ancora dietro per Tardini che prova a ragionare. Salaorni, Tunoaia ancora verso Pecchini, viene incontro dalla Giacomo, evita un avversario e poggia ancora dietro per Tunoaia, qui non riesce a disimpegnare, regala una rimessa laterale a Lazzari. È stata brava impressione a evitare di far riflettere, far pensare la numero 6 giallo-blu, che non ha voluto appoggiarla al portiere ma ha cercato comunque di giocarla un po' come sempre.
classe 2001, ricordiamo, giovanissima, non ha ancora compiuto 20 anni, Alexandra Irina Tunoaia, che è una delle sorprese più positive, possiamo dire così, della stagione. Intanto in avanti l'Orobica, ma è fuori gioco. Una delle migliori sorprese di questa stagione del Chievo, ricordiamo, una giocatrice in prestito dall'Hellas Verona Women, ha fatto molto bene, si è imposta al centro della difesa, prima con Zanoletti, adesso con il recupero di Salaorni e purtroppo, dobbiamo dirlo, con l'infortunio di Zanoletti, adesso sta giocando in coppia con Salaorni. Qui arriva di testa Pecchini, che anticipa l'avversario, subisce fallo, toccata duramente però la numero 13 giallo-blu, quindi punizione che verrà battuta come sempre da Salaorni. Quando siamo arrivati al 16° minuto del primo Salaorni, tempo, che ha un bel piedino, lo ricordiamo, un bel sinistro, come abbiamo visto nell'ultima partita a Pomigliano, che ha colpito la traversa su punizione. Qui probabilmente un fallo, ma lascia giocare l'arbitro, e quindi rimessa laterale dalla posizione avanzata per il Chievo, con Pecchini che andrà alla rimessa con le mani verso Boni. Non trova però dalla Giacomo, che forse ha eseguito il taglio con un attimo d'anticipo. Lazzari data terra da Prost, e quindi fallo a metà campo per l'Orobica. partita che comunque adesso diventa un pochettino che complicata. Come abbiamo visto, l'Orobica prova a ripartire in contropiede e soprattutto non ha neanche l'intenzione di accelerare, ma gestisce palle e poi lancia lungo sulle punte. Qui recupera un buon pallone Tardini con la complicità di Prost, alla fine appoggia con qualche rischio verso Olivieri. Salaorni gestisce ancora verso Olivieri, dietro verso Tunoaia, si fa vedere Pecchini, ma Tunoaia preferisce ripartire da Olivieri. Costruzione bassa del Chievo, che non vuole buttare via il pallone, viene incontro Tardini, non riesce però a girare di prima verso una compagna, quindi l'Orobica prova ad approfittarne. Uscita di Olivieri sul pallone a evitare l'intervento dell'avversaria e fallo laterale. Buona questa iniziativa dell'estremo difensore giallo-blu. Sì, è stata brava comunque Olivieri ad uscire in anticipo e riuscire a mettere il pallone in fallo e la laterale per evitare ogni rischio. Ancora in avanti l'Orobica, l'appoggio verso, attenzione, recupera palla il Chievo, però riperde una serie di passaggi imprecisi e poi spazza via Tunoaia per evitare problemi come quelli che hanno causato purtroppo il primo gol, ricordiamo all'8° minuto di Ilai, che come all'andata è andata a segno contro il Chievo. Qui sbaglia, non si capiscono Peretti e Mele, quindi riparte il Pomigliano. Qui Ornetti, una posizione irregolare di Lazzari, quindi fuori gioco. Andata che è finita 3-0 con i gol di Ilai, Zivic e Antolini. Nei primi 30 minuti, se tutto in mezz'ora, sì, tutto in meno di mezz'ora. Con poi il Chievo che è uscito fuori e ha dominato, però quando sei sotto 3-0 nella prima mezz'ora è tutto più complicato comunque. Precedenti invece in perfetto equilibrio fra le due squadre, con il Chievo che ha ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi, 3 vittorie invece dell'Orobica nei 9 precedenti fin qui. Questo è il 10° fra Chievo Verona Women, prima Fortitudo contro l'Orobica. 2 vittorie e 2 pareggi per il Chievo Verona invece, che finora è imbattuto. Con le mani arriva Pecchini. Ancora Pecchini sulla fascia destra, prova a liberarsi dell'avversaria, la perde, lotta ancora, prova a dare manforte anche dalla Giacoma e riesce ad ottenere un utile fallo laterale. Questa volta sembra voler andare in mezzo all'area Pecchini con le mani verso Peretti, anticipa un difensore dell'Orobica, Boni sul pallone, qui in maniera decisa ma non fallosa, quando l'arbitro recupera l'Orobica, poi il lancio arriva però Salaorni verso Olivieri. Tunoaia,
Pecchini, stop di petto, spalla alla porta, il tacco verso Dalla Giacomo. Ottima Pallone che uscita, arriva. palla al piede, poi qui c'è un fallo su Valentina Boni. Notiamo che comunque il Chievo esce come sempre bene e dal pressing. Forse sta mancando qualcosa negli ultimi metri al momento. Qui ancora fallo da metà campo che verrà battuto Salaorni. Parte Salaorni in mezzo verso Gelmetti, arriva prima la difesa dell'Orobica che spazza via. Altra occasione il Chievo con Tunoaia che scodella direttamente verso l'area. Spazza ancora l'Orobica, ancora Tunoaia, vuole restare alto il Chievo, ancora un campanile e ancora Tunoaio che protegge palla, fallo laterale. Ancora Pecchini con la mano. Palla che però scorre verso l'area dell'Orobica che ricomincerà da una rimessa dal fondo. Messa dal fondo con Nardi già sul pallone che parte bassa, rifiuta qui di andare in pressing alto il Chievo che resta ad aspettare la formazione avversaria. Qui Peretti recupera un ottimo pallone, pensa un attimo al tiro, poi va sulla destra, ancora Peretti la mette in mezzo, ribattuto il cross della numero 7 giallo-blu che fa un ottimo lavoro E conquista un buon calcio d'angolo che può portare a una occasione pericolosa. Salgono tutte le torri e restano dietro Tunoaia e Chiaramele, probabilmente le più veloci in caso di contropiede. proprio così, e va dalla bandierina Valentina Boni. Altro corner, il cross in mezzo, ancora a cercare Salaorni che non riesce a girare a rete, pensa un attimo il tiro, poi scodella in mezzo Tardini, allunga Salaorni verso Gelmetti, il tiro, traversa, ci riprova Gelmetti, la palla resta lì dalla Giacoma e non riesce a pareggiare il Chievo nonostante la doppia occasione sui piedi di Gelmetti che era stata bravissima a girare a rete. Stop di petto e tiro di prima intenzione, traversa però che ha salvato Nardi, poi sulla ribattuta ancora numero 18 che però non è riuscita a mettere dentro, ci ha provato anche Dalla Giacoma, ostruzione però di un avversario, quindi corner il primo da questa parte, battuto ancora da Valentina Boni, allontana però l'Orobica, occasione da segnare quella per il Chievo che ancora resta in avanti però con Pecchini. Qui recupero alto di Tardini, dietro per Prost. Mele ancora verso Pecchini che è rimasta insolitamente a sinistra. Tardini, dietro per Mele. Tunoaia, Salaorni. Salaorni di esterno verso Peretti che però non riesce ad arrivare perché è anticipata. Allontana ancora l'Orobica. Resta in avanti però il Chievo che recupera un ottimo pallone con Boni, non riesce però a concludere il triangolo con Dalla Giacomo. Pecchini fa battere il pallone su un'avversaria, quindi fallo laterale, vuole restare in avanti il Chievo che al 23esimo ha avuto probabilmente la migliore occasione di questa prima frazione dell'incontro per pareggiare i conti. Ricordiamo sempre il risultato di 1-0 per l'Orobica, gol di Ilai, ma traversa clamorosa quella colpita da Martina Gelmetti che con tanto mestiere da prima punta vera è riuscita a pulire un pallone in mezzo all'aria, girarsi di petto e poi subito di potenza sulla traversa, sulla ribattuta ci ha riprovato la numero 18 senza fortuna però. Ha un'altra occasione il Chievo con il sinistro di Salaorni che abbiamo capito quando il pallone si allontana dall'area sembra lei quella deputata a battere, invece in posizioni più ravvicinate ci pensa Valentina Boni. Cross in mezzo di Salaorni, con i pugni il portiere allontana, ancora Salaorni prova ad arrivare sul pallone, probabilmente guadagna un'altra rimessa laterale. Intanto già 3 giocatrici che si scaldano
E sono Di Stefano, anzi sono 3, sono Di Stefano, Bertolotti e non riusciamo a Poi vedere cercheremo chi è di la capire chi è la terza, probabilmente Mascanzoni. Mascanzoni. Quindi ancora un recupero alto del Chievo, si disinteressa per un attimo, sa di essere in fuorigioco Pecchini e alla fine lo fischia il direttore di gara, e ricordiamo è Simone Di Renzo della sezione di Bolzano. Vediamo se ci sarà subito un cambio comunque all'inizio della ripresa per mister Ardito. Qui Pecchini la mette giù, subito in avanti verso Gelmetti che evita l'avversario con un sombrero, lotta ancora Gelmetti come una leonessa, allarga per Peretti che vuole restituire il pallone, capisce tutto però la difesa dell'Orobica, fra le migliori sempre a prescindere dalla prestazione per atteggiamento Gelmetti. Comunque Pier, grandissima sfortuna sulla traversa perché il tiro di Gelmetti era a botta sicura Era praticamente. imparabile, diciamolo, era centrale però imparabile, ancora una sponda di Gelmetti. Se fosse stato all'interno dello specchio della porta probabilmente non avrebbe potuto fare niente Nardi. Ancora Prost, allarga verso Tardini. Qui dalla Giacomo prova a scambiare con Pecchini, non arriva però Gelmetti, ancora Pecchini, solo per un attimo però Boni verso Tardini, intanto liberissima a sinistra Mele che si propone, la vede in questo momento Tardini e la serve. C'era anche Pecchini che in inserimento che reclamava il pallone. Qui 1-2 fra Tardini e Mele, prova la conclusione Mele, buona l'idea, buona anche l'esecuzione, sporcato però il tiro di Chiaramele. Buona però l'iniziativa della numero 4, classe 2002 del Chievo. Sì, dicevamo a proposito di traverse, il Chievo ne ha colpite anche 3 a Pomigliano. E a proposito di traverse c'è stato anche l'ultimo post del Chievo Verona Women sulla pagina che ha ricordato proprio la sfortuna con il montante nell'ultima partita. Sì. Ne ha colpiti tanti di pali e traverse in questo campionato che potevano anche svoltare una partita, e visto che si parla di 2-3 punti che possono fare la differenza, spesso anche la stagione. Anche perché Pieri, il calcio moderno a te però. Scodella in mezzo, l'Orobica allontana come sempre Salaorni, prova a partire in contropiede Peretti, fermata in tackle da un avversario pulito sul pallone, anche se deciso, resta giù infatti Peretti e ferma precauzionalmente l'arbitro il gioco. Stavo dicendo Pier che comunque il calcio moderno viene deciso dagli episodi. Come abbiamo visto, una palla che sembrava innocua finisce sulla testa di Lai e fa 1-0. Qui invece Gelmetti si gira benissimo, scaglia un gran destro che però colpisce solo la traversa. Il canovaccio della gara comunque è chiaro, il Chievo attacca, l'Orobica si difende e prova a ripartire in contropiede. Purtroppo quel gol a freddo che non ci voleva, diciamo. No, una doccia fredda per il Chievo dopo soli 5 minuti, qui intanto si rialza Peretti che ha chiesto l'ausilio della massofisioterapista, toccata duramente, probabilmente ha toccato il pallone ma anche l'avversaria, giocatrice dell'Orobica, quindi si riparte col Chievo momentaneamente in 10, avanti l'Orobica. Porta il pallone sul fondo, numero 18 De Vecchis, quindi ricomincia da dietro il Chievo. Chiaramele, Salaorni, pallone che però è uscito, quindi ancora rimessa in gioco per l'Orobica. Ancora Salaorni, solo per un attimo. Tunoaia prova subito a ripartire in maniera imprecisa, quindi ancora in avanti l'Orobica. Lazzari sfida ancora Tunoaia che però è ovunque, riesce ad evitare il peggio. Impreciso il suggerimento di Dalla Giacomo, laterale. Quando siamo appena arrivati al 30° minuto, Pier, del primo tempo. Quando è scoccata la mezz'ora, ricordiamo il risultato di 1-0, anzi di 0-1, qui allo stadio Aldo Olivieri, in vantaggio l'Orobica. Qui prova a ripartire in contropiede il Chievo con Dalla Giacomo, è un 3 contro 3, si fa vedere anche larga Gelmetti, servita proprio in questo istante
prova il cross in mezzo, deviato però dalla numero 8 Salvi. Forse un attimo prima c'era Peretti libera sulla sinistra, Pier. Aveva due soluzioni dalla Giacomo, a sinistra Peretti, a destra Gelmetti, ha preferito la numero 18. In ogni caso grande partita finora di proprio Gelmetti, che sta costruendo gioco, che sta giocando molto bene. A te? Ennesimo corner del Chievo, questa volta uno schema verso Prost che però sbaglia l'appuntamento con il pallone e dà campo all'Orobica per il contropiede. Qui molto deciso però Mele, che addirittura prende il riceve il giallo. Anche se forse aveva preso il pallone, però... Non sono tanto d'accordo, perché secondo me ha preso sia l'avversario che il pallone, ma comunque l'ha fatto in maniera abbastanza pulita, sicuramente non cattiva. Forse qui è stata giudicata dall'arbitro una ripartenza probabilmente, ripartenza quindi appunto promettente, fallo tattico quindi. E quindi è stato costretto a estrarre il primo giallo dell'incontro per Chiaramele, che ricordiamo è stata una delle migliori di Pomigliano, bloccando l'esterno offensivo locale Dodds praticamente sempre. Sì, ottima prova quella della numero 4 giallo-blu, che ha giocato anche con una maturità che per carta d'identità non è sua. Qui prova a ripartire il Chievo con Valentina Boni, lancio lungo a cercare Gelmetti, lotta ancora Gelmetti, toccata fallosamente, prova davvero di cuore, generosa quella della numero 18 del Chievo, vuole battere subito, poi ci ripensa Valentina Boni. Una numero 18 che sembra anche rinfrancata che dal gol di Pomigliano. Assolutamente, serve soprattutto quando sei fuori per un lungo periodo, un gol, un assist serve comunque a rigenerare la tua fiducia. Tardini, mezzo verso Prost, sbotta di testa però il numero 44 Ilai. Salaorni solissima, che sul secondo palo comunque c'è. Più appoggio dietro per Prost, che ci prova sulla difesa dell'Orobica. Recupera un buon pallone dalla Giacomo, appoggia dietro per Tunoaia, Mele verso Salaorni, che con grande personalità esce palla al piede e la dà a Prost, molto bene. Davvero Salaorni è mancata quest'anno a causa di problemi fisici al ginocchio, al menisco, però stiamo vedendo che il suo contributo serve. La personalità non manca. La bandiera, una delle bandiere giallo-blu. Proprio Salaorni si incaricata dal calcio di punizione. Immagini telecronaca. Fischia adesso l'arbitro. Salaorni lungo in mezzo a cercare Gelmetti, allontana ancora, svirgola, limitellare una giocatrice dell'Orobica, prova a rialimentare l'azione Prost appoggiandosi proprio a Salaorni. Tunoaia, Tardini non riesce a toccare, De Vecchis verso Lazzari a contrasto con Salaorni, questa volta c'è fallo. Chiede subito scusa però la numero 23, che ha provato a recuperare palla alta. De Vecchis è stata brava a mettere il corpo davanti facendosi fare prova a fallo. sorprendere la difesa del Chievo l'Orobica, capisce tutto però Tunoaia. Cosa manca, Pier, secondo te in questo momento? È difficile da dirlo, perché fino a questo momento qualche occasione, una clamorosa con Gelmetti, ma anche un altro paio di iniziative interessanti il Chievo le ha create sicuramente, quindi un po' di cinismo in avanti, ma direi anche un po' di pulizia a centrocampo, che secondo me non manca paradossalmente l'ultimo passaggio, ma forse il penultimo, cioè quello che deve legare i due reparti. Forse il centrocampo non sta mancando sicuramente l'impegno, non sta mancando il filtro, però forse un po' di precisione, ma è difficile dirlo perché il Chievo sinceramente sta facendo la partita. Qui gran recupero palla di Valentina Boni e grande Veronica. Forse sta mancando anche un po' di fortuna, Pier, perché se uno va a contare fra Pomigliano e oggi ci sono state quattro legni.
che non sono pochi. Sì, diciamo che la fortuna è un elemento che ormai diamo per assodato, o meglio, la sfortuna è un elemento che c'è sempre nelle partite, c'è quasi sempre nelle partite del Chievo, che come ricordavamo prima ha colpito tantissimi montanti, non solo nell'ultima partita ma in tutto il campionato. Qui Lazzari prova a proteggere ancora a spalla alla porta, appoggio dietro, di testa Mele, Tardini con la complicità di Prost, ancora Tardini, spaccata alimentare l'azione verso Dalla Giacomo, si propone sulla destra Boni, che viene servita proprio in questo istante, davanti a sé Gelmetti, preferisce rientrare sul sinistro, serve adesso Gelmetti, lotta ancora Gelmetti che non riesce però a proteggere il pallone, raddoppio di Pecchini su De Vecchis, appoggio dietro, Tunoaia ancora in anticipo in avanti, Gelmetti verso Dalla Giacomo, impreciso però il passaggio della numero 18. A questo punto, Pier, possiamo dire che un po' come a Pomigliano i cambi potrebbero fare una grandissima differenza, perché ricordiamo che a Pomigliano mister Ardito ha messo Martani e Gelmetti che hanno confezionato il terzo gol, proprio le forze fresche potrebbero essere fondamentali. Sì, hai citato due ragazze tra le più positive nell'uscita campana. Martani ha confezionato proprio l'assist per Gelmetti, ma ha anche sfiorato più volte il gol. Ormai abbiamo capito che è una pedina da inserire a partita in corso per mister Ardito, che si è affidato spesso a giocatrice allenata al Mozzanica. Bravissima qui Gelmetti con una sponda. Qui forse c'era fallo che su Pecchini comunque. C'era probabilmente fallo, anche se resta giù la giocatrice dell'Orobica, che si continua, quindi avanti ancora la formazione rosso-blu triplicata, la numero 20. Qui subito Gelmetti, peccato che non è stata servita, resta una giocatrice dell'Orobica a terra, però l'Orobica gioca comunque. Perché probabilmente neanche le compagne si sono accorte che c'è una giocatrice a terra da oltre 40 secondi probabilmente. Qui arriva il fuorigioco, comunque il guardaline lo ha segnalato. Se ne accorge proprio in questo momento l'arbitro ed entrano i soccorsi. Qui se fosse passato il pallone diretto a Gelmetti, Pier, era sicuramente una buona idea, anche vista la sua velocità avrebbe potuto approfittare di questa occasione. Intanto ti do un dato, Giovanni: in tutte e 5 le vittorie stagionali il Chievo ha fatto almeno 3 gol, 3 o 4 gol. Il problema forse è questo, che non si riesce a vincere 1-0 o 2-1, se no non si fanno che 3 gol, purtroppo. Sì, al di là delle vittorie, come dicevi tu, raramente, anzi solo in un'occasione è stata di misura contro il Tavagnacco. Sempre con 3 gol però, 3-2. Sempre con 3 gol, come dicevamo prima, però la sensazione è che quando il Chievo riesce a segnare, poi ne fa 3 o 4 e 1/3 punti, più probabilmente 3 punti li fa. Altrimenti invece fa fatica, se non riesce, forse è una questione mentale, non so, psicologica, perché c'è poi un altro dato: delle 9 sconfitte solo 2 volte la formazione giallo-blu è andata in gol. In tutte le altre partite restanti, le 7 partite, non è riuscita a segnare, quindi una differenza molto evidente da quando il Chievo segna e poi spesso dilaga, quando invece la formazione di Ardito prima di Dalla Pozza non riesce ad inzaccare in rete. Ricordiamo la partita. Intanto in avanti, scusa se ti interrompo, ma è tutto fermo per fuori gioco. Ricordiamo la partita contro il Pontedera, cioè secondo me può essere l'immagine di questa stagione. Occasioni create dal primo minuto, eppure il pallone che non voleva entrare, cioè quando non entra. 2 pali, ricordiamolo. Appunto, cioè quando non entra purtroppo non entra, il problema è questo. Però il passato è passato, ci sono ancora 8 partite, compresa quella che si sta giocando per il Chievo, per scongiurare le paure retrocessione. Ricordiamo importante questa partita che stiamo raccontando proprio
grazie alla trasmissione di Avelia HD, ma anche un'altra partita che sarà trasmessa sempre da Avelia contro la Roma e anche contro il Como domenica prossima. Con il Como sicuramente la partita più vicina, anche quella sarà una partita molto importante. Quella immediatamente successiva con la Roma sarà un altro spareggio importante per la salvezza. Qui intanto prova a domesticare un pallone Peretti, che si appoggia da Tunoia e poi Pecchini, ancora Tunoia, dietro da Olivieri, andando larga Mele, servita invece Tunoia, lancio verso Dalla Giacomo che però non riesce ad arrivare. Con Pecchini che è in fase di costruzione, che resta alta, mentre invece Mele scala quasi a fare il terzo centrale, un po' un qualcosa che mister Ardito ha fatto dalla sua prima partita, no? Sì, in fase di costruzione è quasi una difesa a 3 per sfruttare proprio le abilità offensive della giocatrice numero 13. Qui è in avanti Lorobica, scodellato un pallone in mezzo verso Lazzari, arriva però per prima Batwoman Olivieri che gioca con un supporto nasale, una maschera. Sì, a causa dell'infortunio che è rimediato qualche mese fa. Fra l'altro ricordiamo che oggi torna in panchina anche finalmente Galloni. Galloni che ha avuto un lungo infortunio. Qui c'era stato un ottimo recupero in avanti di Pecchini, poi come dicevo prima manca dopo il recupero quel passaggio per innescare le punte, che comunque soprattutto Peretti e Gelmetti sono date tanto da fare, quindi quanto a volontà e in certi casi anche pericolosità non gli si può dire niente, sicuramente. Pier mancano 2 minuti, circa 2 minuti alla fine del primo tempo, e forse diciamo questo primo tempo potrebbe essere ottimo per riordinare le idee e per capire cosa non è fondamentalmente andato finora almeno. Qui palla al centrocampo verso Lazzari, arriva in tackle Salaorni, Tardini allarga verso Mele, Tardini si propone, Prost a spazio, serve sulla tre quarti Boni, ragiona verso Gelmetti che punta l'avversario, il cross in mezzo non arriva per un attimo Dalla Giacomo, ennesima iniziativa positiva, importante di Gelmetti che ha puntato l'avversario, l'ha sfidata sul fondo, poi ha messo un ottimo pallone di sinistro, un tiro cross su cui non è arrivata però Dalla Giacomo, un'altra ottima, se non occasione, potenziale occasione per il Chievo. Forse qui è mancato il classico attacco del secondo palo, perché Dalla Giacomo forse era quel millesimo che di secondo che è in ritardo, che purtroppo. È vero, era un'ottima occasione, ottimo lavoro di Gelmetti. Qui ancora Valentina Boni sulla tre quarti, lotta con due avversari, le evita, poi serve Tardini, largo Peretti, qui arriva in sovrapposizione Mele che subito prova a crossare in mezzo, allontana però la difesa rossoblu che prova a partire in contropiede. Lazzari lotta con Peretti e qui subisce fallo. Lazzari resta a terra, la numero 13 che si rialza proprio in questo istante. Ci avviciniamo sempre di più alla fine del primo tempo. Vedremo se ci sarà il recupero. Diciamo che fondamentalmente Piero Robica ha fatto gol nell'unica volta che è scesa è in avanti, tranne qualche corner sporadico, poi non hanno fatto quasi nulla. Sì, l'unica occasione degna di nota dell'incontro è stata il gol per Lorobica, ne ha create un paio davvero interessanti il Chievo, sempre il risultato di 1-0. Intanto la team manager proprio in questo istante sta mostrando i minuti di recupero
o il minuto, vedremo. Due, Saranno 2 minuti di recupero alla fine della prima frazione fra Chievo Verona Women e Orobica. Rimette in gioco l'Orobica, non 2 arriva minuti in teoria. Pecchini, pallone conquistato però. La formazione veronese si lamenta qui, Pecchini probabilmente vorrebbe più movimento tra le attaccanti. Adesso serve Prost, ha un buon controllo, deve fare in fretta il Chievo, che ha circa un minuto per provare a risistemare la situazione proprio in questi primi 45 minuti. Può farlo adesso, però viene anticipata Gelmetti in una delle rare occasioni in cui non è concentrata. Con le mani Pecchini proprio verso Gelmetti, che prende questo pallone ancora, fa una buona guardia Ilai, che ha siglato, ricordiamo, il gol dell'1-0 che sta decidendo fino a questo momento la partita. Viene incontro Gelmetti, raddoppiata però la giocatrice, che perde anche il pallone. Fallo laterale per l'Orobica. Sì, quando mancano circa 20 secondi alla fine del primo tempo, possiamo dire che ormai, tranne stravolgimenti, il risultato negli spogliatoi dovrebbe essere questo. Ha già il fischietto in bocca e fischia proprio in questo istante l'arbitro Simone Di Renzo. Si va negli spogliatoi con il risultato di 0-1, gol per l'Orobica, che sta decidendo l'incontro fino a questo momento, siglato da Ilai. Che dire, Giovanni, una partita in cui l'Orobica è andata in rete nell'unica occasione creata. Il Chievo poi ha provato a reagire dopo, ma aveva creato qualcosa di interessante anche prima. L'occasione più clamorosa sui piedi di Gelmetti, che a dire la verità si è creata dal nulla, quell'occasione in cui ha girato di petto e poi ha tirato verso la rete e ha colpito la traversa. Cosa serve secondo te nel secondo tempo per ribaltarla, se deve semplicemente continuare così il Chievo? E quindi chiedo il tuo parere, e se fossi mister Ardito cosa cambieresti anche a livello di giocatrici? Per fortuna che non sono mister Ardito, possiamo dire, ed è lui. Non hai questa responsabilità. Non ho questa responsabilità. La disamina, Pierre, è molto semplice purtroppo. Nel calcio porta punti a casa che chi segna. L'Orobica nell'unica occasione ha segnato. Il Chievo purtroppo ha preso quella sfortunata traversa che con Gelmetti e non è riuscita a buttarla dentro. Nel secondo tempo serve questo, il gol che potrebbe riaprire tutto e che potrebbe far girare la partita sulla via delle giallo-blu. I cambi saranno sicuramente fondamentali. Ci sarà Di Stefano, ci sarà Martani probabilmente. Ha comunque tante armi il Chievo ha comunque tante alternative, quindi se fossi mister Ardito direi alla squadra di stare calma, tranquilla, serena e provare a buttarla dentro, tutto qua. Quindi rimanete sintonizzati sempre su Avelia, sul canale ufficiale del Chievo Verona Women, per seguire il secondo tempo di Chievo Verona Women Orobica. Noi ci prendiamo 10 minuti di pausa e ci risentiamo sempre qui in diretta dallo stadio Aldo Olivieri di Verona. A dopo.
Devi anche risparmiare sulla fatica. Poi perdiamo e arrivi. C'è da me che vuoi, mi canta la canzone. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet è sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Sì. C'è stato un cambio? Dai Vane, dai Gialli. Cambio. Dai, ancora, No, non ho fatto no. Sì. Bentornati sempre sintonizzati qui in diretta dallo stadio Aldo Olivieri di Verona per Chievo Verona Women Robica. Ricordiamo il risultato di 0-1 che premia le ragazze ospiti di coach Marini. Quindi Chievo subito in avanti con Pecchini, mentre gira Peretti, spazza la difesa dell'Europica e ci prova anche Tardini. Ancora Chievo subito in avanti in questi primissimi secondi della seconda frazione. Prost finta il tiro, poi sbaglia però l'aggancio con il pallone. Può ripartire il contropiede dell'Europica con Lazzari che prova a innescare una compagna. Altra occasione per l'Europica di affondare. Salva tutto però la solita Salaorni verso Gelmetti.
Mentre Pier bisogna segnalare un cambio perché per quanto riguarda l'Orobica è uscita Mandelli ed è entrata Pereira. Quindi primo cambio dell'incontro e l'Orobica ad operarlo di coach Marianna Marini. Entra Pereira, non avevamo avuto il tempo di dirlo perché il Chievo si era riversato subito in avanti, aveva provato a rendersi un po' pericoloso, attenzione dalla Giacomo, non riesce Fuori a gioco, centrare fuori gioco però Pier, fuori era gioco. tutto inutile, però Fuori diciamo gioco. che già dalla Giacomo aveva avuto un'ottima occasione sull'ennesimo cross in mezzo, quindi ancora buono l'atteggiamento del Chievo nei primi minuti di gioco, anche se ricordiamo il vantaggio dell'Orobica è venuto proprio al quinto minuto con il gol di Ilai. Sì, partite sempre bene comunque il Chievo sia nel primo che nel secondo tempo, creando già una prima occasione. Ovviamente era che fuori gioco, quindi sarebbe stata annullata, però l'approccio è stato giusto. Qui ancora Pecchini con le mani, viene incontro Prost, serve invece Peretti in mezzo all'area, prova a domesticare questo pallone, lo gira, E porta a casa un calcio d'angolo. altro calcio d'angolo, quindi ancora Valentina Boni a batterlo, sale Salaorni, resta dietro solo Chiara Mele e Tunoaia, Mele più sulla giocatrice avversaria, Tunoaia più indietro, è pronta Valentina Boni dal corner, cross in mezzo, stacca di testa Gelmetti, allontana la difesa, non riesce a trattenere, ci riprova Tunoaia, allontana ancora l'Orobica, ancora Tunoaia. Diciamo comunque Pier che il Chievo è partito nella stessa maniera in cui aveva finito il primo tempo, ovvero all'attacco. A te. Qui Salaorni infatti in avanti prova a raggiungere questo pallone anticipata, Rinvio dal fondo. quindi dal fondo perché ha sporcato il tocco della giocatrice dell'Orobica e quindi rimessa lunga per Nardi. Con molta calma, l'Orobica con molta calma comunque sta provando a perdere tempo, giustamente infatti va a battere addirittura che dall'altro lato con calma, tanto fretta Sì, che qui si non ce lamentano n'è. infatti le giocatrici del Chievo che non capiscono questa perdita di tempo, la rimette adesso in gioco l'Orobica che prova a costruire da dietro, poi invece subito lancio lungo verso le punte, arriva prima però Prost che si rifugia da Olivieri verso Tunoaia, attaccata, deve disfarsi al pallone, ci riesce verso Pecchini, lo scambio con Boni, ancora Pecchini, Peretti, bellissima azione del Chievo, ha tantissimo campo davanti a sé dalla Giacomo, Gelmetti è sola cross sul in mezzo, secondo non palo. riesce a centrare, non riesce a raggiungere Gelmetti, il traversone basso di Dalla Giacomo aveva tantissimo spazio davanti a sé, questa era un'occasione davvero ghiotta del Chievo che aveva fatto un'uscita bellissima, palla dal basso in pratica, una serie di triangoli che hanno portato Dalla Giacomo al cross, qui ancora Peretti sempre sulla corsia di destra, recupera però l'Orobica, arriva Tunoaia che mette fuori per evitare il contropiede, evitare rischi sulla pressione di Lazzari, un bel duello quello fra Tunoaia e Lazzari. Qui con le mani l'Orobica prolunga proprio Lazzari, arriva prima Tunoaia. Diciamo che la difesa del giallo-blu, soprattutto nei due centrali, non ha assolutamente sofferto gli attaccanti avversari e sembra lo stesso copione, il Chievo in avanti, prova il traversone in mezzo, spazza la difesa avversaria che poi non va mai al contropiede perché è sempre disinnescato da Salaorni, Prost, Tunoaia, quindi diciamo che è proprio lì negli ultimi 30 metri che il Chievo deve essere un po' più deciso. Sì Pier, sta mancando proprio quel proprio pizzico, diciamo, che ti potrebbe portare al gol. Sta mancando in questo momento semplicemente questo, quel centimetro in più che ti potrebbe portare al gol. Il passaggio di Dalla Giacomo prima era ottimo, il difensore ha fatto un intervento comunque spettacolare e il pallone sul rimpallo gli è rimasto lì, possiamo dire. Sì, ha letto bene il difensore, forse
col senno di poi è sempre più facile. Una soluzione alta sarebbe stata più efficace, visto che era, come dicevi tu, totalmente solo all'interno dell'area Gelmetti, per evitare appunto l'intercetto dell'avversario. Sì, sì, certo, ma comunque vediamo che l'Orobica, stesso copione che del primo tempo, palla lunga sulle punte e si alzano. Il Chievo però esce bene, Sì, esce palla bene. lunga sulle punte che 7 volte su 10 almeno vengono anticipate da Salaorni e Tunuaia. Nonostante questo, poi quando ribalta l'azione, il Chievo non è riuscito fino in questo momento ad essere veramente cinico. Sta mancando solo questo, un pochettino di cinismo, però è il problema Sì, forse. che è un po' il leitmotiv della stagione. Cioè manca solo questo quest'anno, cioè, anche a Pomigliano tantissime occasioni create, a Cesena tante occasioni create, a Ravenna pure. Diciamo che il Chievo deve cominciare a segnare, anche se non fa 10 occasioni nitide di gol, ma riuscire anche a segnare quando ne costruisci 3 o 4. Riparte da dietro Tardini, ha tanto campo davanti a sé, largo verso Tunuaia, quando si è allargata Gelmetti, che riceve proprio in questo momento. Gelmetti spalla alla porta, si rifugia da Olivieri. E subito Tunuaia larga pronta a ricevere il pallone, si alza il pressing dell'Orobica. Preciso Tunuaia non ne prende le conseguenze, però la numero 6 classe 2001, perché c'è la rimessa laterale per Pecchini, viene incontro dalla Giacomo, perde palla però recupera Zigic, ricomincia dalla numero 14 Foti, imprecisa però la verticalizzazione di quest'ultima. Olivieri preferisce ripartire con le mani lungo verso Tardini, la tocca anche Peretti, prova a evitare l'avversaria Boni. Peretti, Boni, scambio fra le due giocatrici di grande tecnica del Chievo, allarga benissimo la numero 7 verso Chiaramele, evita l'avversario Chiaramele. Boni sulla tre quarti, Peretti, scambio verso Gelmetti, che però viene anticipato dall'avversario, bravissima a leggere questo passaggio proprio la numero 14 Foti. Anche qui ottimo scambio con Peretti protagonista. Sì, sì, un proprio bellissimo scambio, poi è stata brava la difesa dell'Orobica a riuscire all'ultimo secondo a spazzare, un po' come sul cross di Dalla Giacomo e per Gelmetti. Cioè, manca proprio quell'ultimo centimetro. Qui prova però a far male in contropiede l'Orobica, verticalizzazione per il numero 15 che come sempre viene anticipata da Salaorni. Qui rischia però Olivieri nel disimpegno, bandierina su però è fuori gioco. Con Pereira che era avanti e ha fatto fuori gioco di rientro. Proprio la nuova entrata in fuorigioco, vediamo però attiva, quindi deve stare attento anche il Chievo a non subire il secondo, anche se fino adesso non ci sono stati rischi, però il secondo gol sarebbe davvero una mazzata psicologica soprattutto visto fino a questo momento. Prova ad allargare Peretti, capisce tutto però Zigic di testa, Lazzari lotta con Tunuaia. Qui ero un po' con il sospiro. La numero 9 però Sì, nemmeno perché ho visto protesta. l'arbitro avvicinarsi pericolosamente verso il centro dell'area. Nemmeno quindi protesta. Ho trattenuto il respiro per un istante perché avevo paura di un eventuale calcio di rigore. Ed era chiara occasione che da gol probabilmente, quindi. Invece ha valutato l'arbitro un non male contrasto di gioco, quindi si riparte da Olivieri. Qui Pereira solo per un attimo, viene incontro Valentina Boni, la gira verso Prost, tanto spazio, Mele che viene servita proprio adesso, sembra ancora più positiva, numero 4 sulla corsia di sinistra, qui è libera Pecchini sulla destra, impegnate col disimpegno, ottima giocata di Tardini, spadroneggia in mezzo al campo, qui il tunnel verso Mele,
Diciamo che Pieri in questo momento il Chievo dovrebbe cercare l'ampiezza, perché se vai per vie centrali loro sono tutte chiuse, sull'ampiezza invece puoi creare tante occasioni da gol e ci sta provando comunque questo con Mele messa proprio larga. E a questo proposito ti chiedo, intanto Salaorni arriva, anticipa per un soffio l'avversaria, un altro piccolo rischio corso dal Chievo. Scusate, chiedo proprio a questo proposito se l'ingresso di Stefano. Sì, perché Di Stefano comunque ha grandissime qualità, soprattutto in velocità, e come sappiamo In quanto ampiezza potrebbe anche essere una soluzione ottima. sì, che potrebbe essere fondamentale. Vediamo che qui proprio c'è comunque linea a te però Pier. Sì, perché Lazzari aveva recuperato un ottimo pallone per l'Orobica, avanti ancora l'Orobica con Zigic che lotta con Pecchini, qui recupera però palla Tunoaia che poi prova a ripulire verso Mele che deve contendere questo pallone all'avversario, arriva prima Mele di sinistro e fallo laterale per l'Orobica. Però Diciamo che Pier forse in questo momento ci vorrebbe un pochettino più di calma, cioè mettere il pallone Sì. a terra, farlo girare, costruire, perché l'Orobica più il tempo passa più cercherà di perdere tempo e di gettare palloni lunghi. Il Chievo non si deve fare prendere, diciamo, che dalla fretta e costruire lentamente facendo girare proprio il pallone. qui un altro recupero difensivo di Salaorni mentre si scaldano Mascanzoni, Bertolotti e proprio Gaia Di Stefano. Potrebbero essere loro i primi cambi. Mascanzoni comunque sulla fascia ha grandi qualità, Bertolotti ti darebbe qualità, ancora più qualità. Attenzione, intanto arriva per un attimo Lazzari e qui regala un calcio d'angolo Olivieri che per non rischiare è intervenuta sul pallone lungo rimesso con le mani dall'Orobica. Il Chievo che notiamo che lascia avanti Dalla Giacomo e Gelmetti pronte a ripartire. Che Dalla Giacomo in questo momento però prova a dar manforte alla difesa, il cross in mezzo, Ilai ancora prova a essere pericoloso e qui però fallo in attacco. Sì, scontro di Lazzari. Scontro molto duro probabilmente, anche se adesso Pecchini si rialza. Ci avviciniamo al primo quarto d'ora della ripresa, sempre 0-1 in favore dell'Orobica qui allo stadio Aldo Olivieri di Verona, quando Francesca Olivieri, scusate un po' il gioco di parola, rimetterà in gioco il pallone dopo lo scontro fra Pecchini e Zigic. Qui proprio Pecchini prova a lottare con la numero 19 dell'Orobica, qui resta a terra Dalla Giacomo, toccata duramente nel contrasto. Ecco, forse il Chievo ha provato spesso ad attaccare, l'ha fatto in maniera, come dicevi tu, un attimo troppo frettolosa. Forse al di là dei contropiedi come questo che vediamo in questo istante che dovrebbe velocizzare, forse una volta nel momento in cui abbassa il baricentro la squadra e si rimette tutto dietro, dovrebbe un po' girarla e gestirla con maggiore lucidità. Sì, con calma, mentre qui c'era un fallo che su Tunoaia probabilmente, che è l'arbitro che non ha visto. Sì, dovrebbe girarla con calma perché siamo al 15°, il tempo c'è perché ci sono ancora 30 minuti e più recupero. Il gol lo puoi fare perché abbiamo visto che comunque hai creato occasioni. Metti palla a terra, giri e con calma e cerchi è il momento giusto, anche perché in questo momento l'Orobica è messa dietro. Andare a sbattere contro un muro non porta vantaggi, devi provare a girare questo muro in qualche modo. Sì, anche perché al di là dell'efficacia dei contropiedi avversari fino adesso quasi nulla, però nel secondo tempo hai anche meno energie per recuperare e quindi concedi nel forcing offensivo involontariamente spazio, come in questa occasione in cui Salaorni spende proprio il fallo, ammonita proprio per evitare rischi peggiori. Quindi 2 ammonite all'incontro, entrambe con la maglia giallo-blu, dopo Mele anche Salaorni.
ha ricevuto il cartellino giallo. Sì, dicevo, mentre nella prima frazione se riesci a leggere come hanno fatto bene Salaorni e Tuno Aia, ma anche i terzini fino a questo momento, i contropiedi avversari, nel secondo tempo nel cercare il gol ti manca anche un po' di lucidità, di energie per contrastarli, e quindi è inutile quando attacchi farlo sempre in maniera frettolosa, in maniera molto energica e poco lucida. Forse è meglio anche gestire la palla. Qui uno schema, quello dell'Orobica, qui il tiro verso la rete, fuori gioco, nel tentativo di girata a rete di Lazzari. E la mia sensazione è che presto vedremo il primo cambio per il Chievo. Mascanzoni sta tornando velocemente in panchina, quindi probabilmente potrebbe essere lei il primo cambio, probabilmente. Vedremo in quale posizione, perché Mascanzoni può giocare sia da esterno alto che basso. Ah no, è andato a prendere i palloni per velocizzare la ripresa del gioco. Sì, ma al di là di questo sta accelerando le operazioni di riscaldamento, e la sensazione è che fra poco vedremo un primo cambio proprio per dare una scossa, perché da qualche minuto si è un po' affievolita la pressione del Chievo, come era immaginabile che fosse, visto che forse siamo oltre l'ora di gioco. Forse c'è anche un pochettino di sfiducia, ecco Pier, in questo momento. Quando vedi che le cose non ti risultano, che non riesci a essere pericolosa, perdi anche un po' di lucidità, soprattutto dal punto di vista mentale. Che non deve perdere il Chievo, perché ancora tanto tempo, come dicevi tu. Qui spizzica Peretti verso Gelmetti, che è fermata però con grande intervento della numero 8 Sabbi. Si è allungata di 1 centimetro forse in più il pallone e non è riuscito più a controllarlo, però l'abbiamo visto qui, cioè palla lunga, Peretti, azione creata. Il Chievo deve cercare queste combinazioni, perché il pareggio comunque serve, anche se servirebbe ovviamente la vittoria, però una cosa alla volta. Qui Meles cambia con Gelmetti, prova a metterla in mezzo, vedremo se c'è una deviazione. No, secondo l'arbitro non è dello stesso parere il numero 18 del Chievo, Gelmetti, quindi rimette dal fondo Nardi. Qui chiede di velocizzare l'arbitro Di Renzo. Qui, come accade spesso, parte dal basso l'azione dell'Orobica e poi subito il lancio a cercare le punte. Ancora un campanile verso le punte. Bravissima Salaorni, bravissima. Tardini prova, mentre Pier mi sa che è pronto il primo cambio, Gaia e Di Stefano. Avevamo pronosticato, proprio per dare quell'ampiezza che è mancata forse in questo secondo tempo al Chievo. Qui arriva in anticipo ancora Salaorni, tentiamo l'uscita del portiere, timido però Olivieri, che non era decisa all'uscita, quindi è costretta a mettere in rimessa laterale Salaorni. Vediamo chi esce comunque a questo punto, perché potrebbe uscire Gelmetti, come potrebbe uscire dalla Giacomo. Secondo me Gelmetti e Peretti non si toccano, poi tutto può succedere, come ricordavi tu. Gelmetti ha avuto un lungo infortunio, quindi oltre alla considerazione tecnica c'è anche da fare quella fisica. Intanto Orobica in avanti sulla corsia di destra, il cross in mezzo, prova ad arrivare Olivieri, gol. Gol del 2-0 dell'Orobica sull'uscita sbagliata proprio della numero 17 Olivieri. La numero 19. Zigic sembra un po' il copione, dispiace dirlo, della partita d'andata in cui erano andati a segno proprio Ilai e Zigic. Anche in questa occasione, con lo stesso ordine, Ilai e Zigic decidono finora momentaneamente la gara. 2-0 per le ospiti. Esce dalla Giacomo. Quindi primo cambio per il Chievo nel momento più amaro della partita. Qui si è fatto un attimo sorprendere il portiere giallo-blu, poi con la testa l'inserimento di Zigic, che ha siglato il gol dello 0-2, quindi tutto da rifare per il Chievo, che vede la strada sempre in salita, ancora in salita. Vedremo se ci sarà una reazione, perché comunque il tempo per riacciuffare la partita c'è. È chiaro che
questo 2-0 è un po' una mazzata sul morale delle giocatrici. Qui tunnel di Peretti ai danni di Zigic, scambio con Salaorni, rinviene Zigic, messa proprio per l'Orobica. Mani verso Zigic, capisce tutto però Gelmetti. Vediamo Pier cosa saprà dare comunque Gaia e Di Stefano a questa partita. Diciamo che entra forse nel momento più complicato, perché sull'1-0 sarebbe stato forse più semplice, sul 2-0 un po' più difficile. Tanto avanti l'Orobica, scusami, tornerà un po' con Zigic, capisce tutto Mele, in avanti per Boni verso Gelmetti, scambia ancora con la numero 10 che spazio avanti a sé, evita un avversario, allarga per Peretti, evita anche lei la pressione di Foti, prova a cercare proprio la nuova entrata Gaia Di Stefano, che conquista un ottimo calcio d'angolo. Mentre forse si sta preparando con un altro cambio Pier. Probabilmente Bertolotti, quindi è plausibile. E Mascanzoni forse anche tutte e due. Plausibile che mister Ardito cambi qualcosa anche dentro nella mediana. Intanto uno schema non riuscito da parte del Chievo. Prova a velocizzare con le mani Boni verso Pecchini, non riesce però a far arrivare la palla a Prost, ancora fallo laterale però. Viene incontro Peretti, prova a lottare con Foti, qui fallo in attacco proprio di Peretti. Mentre ci sono i cambi Pier. Nulla di fatto, doppio cambio per il Chievo. Fuori Chiaramele e dentro ovviamente Mascanzoni. Mele per Mascanzoni, forse non cambia nulla dal punto di vista tattico, perché Mele è stata impiegata, Mascanzoni scusate, è stata impiegata spesso. Fuori Prost, dentro Bertolotti anche. È stata impiegata spesso Mascanzoni da quando c'è Ardito anche come laterale basso, entra anche Bertolotti. Chiaramente Mascanzoni può dare qualcosa in più dal punto di vista offensivo, sicuramente due cambi offensivi, perché anche Bertolotti è meno capace di contenere. Attenzione, intanto giocata dell'Orobica, il tiro controllato però senza problemi da Olivieri, era proprio la nuova entrata Pereira che qualche pericolosità l'ha creata in avanti. Diciamo che è stato un cambio azzeccato da coach Marini. Diciamo comunque Pier che i cambi sono stati offensivi, ma ormai non è più nulla da perdere, cioè sul 2-0 no, assolutamente non era sicuramente una sottolineatura critica, ma in questo momento c'è poco da perdere, come dici tu. Stavo sottolineando semplicemente le caratteristiche delle giocatrici. Vediamo altissima Mascanzoni ad esempio in questo momento dall'altra parte del campo. Sì, probabilmente anche Valentina Boni ha alzato la sua posizione andando a fare il trequartista, quindi in quello che sembra un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 a trazione offensiva. Qui la nuova entrata di Stefano, appoggia per Tardini, c'è larga Mascanzoni che tocca il primo pallone all'incontro, lo fa bene liberandosi un avversario e non riesce però a trovare Gelmetti. Di testa anche Bertolotti, scambiano le due nuove entrate di poco fa. Qui subisce fallo Mascanzoni, sembra essere entrata bene comunque, che sembra essere entrata col piglio giusto. Qui per un attimo ha pensato di velocizzare la rimessa in gioco Salaorni, alla fine propenderà probabilmente per un traversone in the box. Con l'Orobica che lascia comunque due giocatrici molto avanzate, le due punte proprio. Sì, proprio per cercare un eventuale contropiede. Qui in mezzo Salaorni verso Pecchini che tocca verso la rete ma non riesce ad inquadrare la porta. Ottima occasione per Chievo quando siamo al 26esimo di minuto, sempre sull'asse Salaorni, anzi sempre da calcio di punizione, con la scodellata in area di Salaorni. Questa volta Pecchini ha provato a far male senza fortuna però.
Qui ancora l'ennesimo lancio lungo di Foti, mette giù giocatrice dell'Orobica che prova a distendersi, trova però il pallone Tardini, scambia con Di Stefano che prova un numero e viene messa giù fallosamente Di Stefano sul guizzo del breve. Qui intanto c'è un cambio, Fuori la 9, dentro che è la 16, quindi fuori Lazzari. fuori Lazzari per l'Orobica e dentro Asta. Siamo al 26esimo minuto di gioco, sempre 0-2 il risultato che premia l'Orobica. Questo scontro salvezza non sicuramente decisivo, perché ricordiamo, a parte questa gara mancano altre 7 partite per il Chievo, 6 per l'Orobica, però sicuramente importante. Qui sbaglia in questa occasione Salaorni, Bertolotti subito in mezzo, prova ad arrivare Gelmetti, troppo lungo però il suggerimento della numero 37 e Nardi la fa sua. È complicato, Pier, il momento è sicuramente innegabile. C'è anche poco che da dire, perché si sta a commentare una partita. Una partita che abbiamo già visto, per questo potete percepire anche a casa lo sconforto nelle parole di Giovanni. Sì, anche perché, ripeto, 2 occasioni, cioè l'Orobica ha creato semplicemente 2 occasioni, 2 probabilmente infortuni della linea che è difensiva, perché sul primo il fuorigioco comunque era da ne valutare, il secondo è un'uscita probabilmente sbagliata di Olivieri, e nelle uniche 2 occasioni create che ti fanno gol, quindi praticamente sono proprio partite già viste, perché l'abbiamo visto a Pontedera, l'abbiamo visto a Vicenza, l'abbiamo visto a Cesena, l'abbiamo visto a Ravenna. È un copione che si ripete sempre, purtroppo. Qui Olivieri con i piedi, Tunoaia costruisce da dietro il Chievo, Gelmetti sulla corsia di sinistra prova a proteggere questo pallone, rimessa laterale per il Chievo. Pier, siamo arrivati al 28esimo minuto del secondo tempo, quindi possiamo dire con il recupero una ventina di minuti per provare almeno a recuperarlo, almeno. Certo che un gol proprio in questi minuti potrebbe cambiare anche l'inizia della fiducia delle giocatrici di mister Ardito, potrebbe riaprire il match, quindi non è ancora detta l'ultima, prova a lottare Mascanzoni. Qui il tocco della nuova entrata Asta, che premia Pereira, capisce tutto però Pecchini che con una diagonale difensiva chiude bene e si prova a ripartire. Vediamo Bertolotti che prova a proporsi, qui Tardini ha avuto un controllo infelice, riesce a rimediare però. Qui Valentina Boni recupera un buon pallone, serve Peretti, ha tanto spazio Tunoaia che potrebbe avanzare. Qui si attarda nel scaricare il pallone, perde per un attimo, ancora un'altra occasione Tunoaia, viene incontro Tardini con Mascanzoni che è larghissima, proprio se la vedi, larghissima anche sola, anche se in questo momento chiude Pereira. Salaorni prova a cercare direttamente l'attaccanti, non capisce dove è il pallone di Stefano che lo ritrova troppo tardi, però aveva già spazzato la difesa dell'Orobica. Qui troppo lungo il lancio di Salaorni. Di Stefano che si è piazzata sulla corsia di sinistra, mentre Gelmetti si è allargata un po' a destra con Peretti centrale al momento. Qui va di testa Tardini, Boni mentre si prepara Salimbeni, attenzione di esterno, Boni non riesce a trovare Di Stefano che si è inserita, lotta Bertolotti, lo fa bene senza fallo Bertolotti, che però non riesce a velocizzare il passaggio, quindi attenzione qui perché ogni contropiede c'è la parità numerica.
Qui fallo di Pecchini proprio per scongiurare ogni rischio. Mentre Pier, se non mi sbaglio, si stava preparando Salimbeni comunque. Quindi probabile un altro cambio in mediana per il Chievo. Con mister Ardito quindi che sceglie di rinunciare a Martani. Tocca Dunoia verso Di Stefano, che prova a partire in contropiede. Di Stefano che evita un avversario e punta la difesa rossoblù, non riesce però a servire una compagna. Qui prova il contropiede Lorobica, attenzione perché in ritardo Salaorni, il tiro è 3-0. Pereira. Segno la numero 15 Pereira, che a questo punto chiude virtualmente i giochi. 3 lunghezze in ritardo il Chievo, che si è fatto colpire in contropiede nel tentativo di accorciare le distanze. Quindi per il momento stesso risultato dell'andata che ha premiato le bergamasche, sempre per 3-0. Qui proprio nel tentativo quasi disperato di poter riacciuffare la partita, il Chievo si è scoperto ai contropiedi degli avversari. Ne ha approfittato Pereira, che l'avevamo detto è entrata nella ripresa e aveva già fatto intuire di essere molto più cinica, propositiva, pericolosa rispetto alle compagne che erano state lette bene da Dunoia e Salaorni. Invece ha portato scompiglio nelle azioni offensive rossoblù. Qui intanto c'è un altro cambio, entra Salimbeni, esce Tardini, quindi utilizza tutti e 5 gli slot mister Ardito. Dentro Salimbeni, ma dentro anche Carleschi, se non vedo male, sì, per al Salaorni. posto di Salaorni. Quindi probabilmente sarà Pecchini a farla centrale, vedremo se sarà così. Tutti e 5 cambi utilizzati da mister Ardito. Una formazione che in questo momento è anche difficile da leggere. Qui vediamo molto alta Mascanzoni e Carleschi, che piano piano sta guadagnando probabilmente la destra. No, resta larga Pecchini, quindi solo una centrale di ruolo in questo momento per la formazione gialloblu, che se prima aveva poco adesso non ha nulla da perdere. Risultato, ricordiamo, di 0-3. Qui Pereira lotta con Dunoia, ci mette il piede anche Bertolotti, è rimessa laterale quando siamo al 34esimo minuto di gioco. Mascanzoni di testa, ancora fuori. Recupera palla il Chievo, che deve affrettare la rimessa in gioco con Mascanzoni, viene incontro Di Stefano, subisce fallo la numero 19. No, Pier, comunque Carleschi si è messa centrale di difesa in questo momento, forse difesa a 3. Beh, diciamo che Carleschi effettivamente l'abbiamo vista quasi esclusivamente giocare da terzino, ma lei nasce come centrale. Un 3-4, cioè un 3-2-5. È difficile leggere in questo momento, e tutti all'arembaggio, diciamo così, per provare quantomeno ad accorciare le misure. Qui evita un avversario Valentina Boni, primo pallone per Salimbeni, arriva Gelmetti, prova a allargarla verso Peretti, un attimo troppo debole il suggerimento di Gelmetti, quindi rimessa laterale per il Chievo. 10 minuti alla fine, Pier. Viene incontro Bertolotti, palleggia 2 volte, poi scodella in mezzo, raddoppiata Gelmetti, non può arrivare su questo pallone, lotta però Di Stefano. Comunque Pier, non so se condividi con me, forse stanchezza, forse difficoltà dal punto di vista mentale, ma in questo secondo tempo il Chievo ha fatto veramente molto poco.
ma proprio Sì. molto poco, tranne qualche combinazione con forse se il pallone di Dalla Giacomo passa e Gelmetti lo riesce a mettere dentro, qualcosa può cambiare. Direi tutto cambia, perché ci ritrovavamo sul risultato cioè sarebbe stato l'1-1, quindi l'inizio del match sarebbe svoltata completamente, però hai ragione tu, rispetto al primo tempo in cui il Chievo era stato anche pericoloso, nel secondo è riuscito meno ad impensierire la porta di Nardi. Qui ci prova in questo momento con Salimbeni che allarga per Mascanzoni, che può metterla in mezzo, traversone basso che però trova Ilai, però perde palla Di Stefano, ancora per Salimbeni, allontana la difesa dell'Orobica. Qui forse scodella verso Gelmetti, arriva prima però Nardi. L'idea era giusta, il pallone forse un pochettino L'idea troppo era giusta, e conoscendo anche Peretti, che ha anche buone capacità balistiche, lì pronosticavo anche un tiro. Pecchini, non Peretti, scusami. Qui spizzica Gelmetti, scambio con Peretti. Qui quello che è a metà fra un tiro e un cross, probabilmente più verosimilmente un passaggio sbagliato di Gelmetti. Quindi palla nelle mani di Nardi. La mette giù in qualche modo l'Orobica, prova a far correre Pereira, contrastata da Carleschi. Attenzione a qualcosa a metà fra un tiro e un cross che stava sorprendendo Olivieri. Riparte da Tunoia il Chievo, lancio lungo verso Di Stefano, recupera palla ancora l'Orobica, c'è fuori gioco. Quando siamo al 38esimo, qui Bertolotti allarga verso Pecchini, scambia con Gelmetti, ancora fallo laterale, velocizza Boni con le mani verso Bertolotti. Salimbeni allarga tutta verso Mascanzoni, che però non può arrivare, leggermente lungo il cambio gioco di Salimbeni. Andrà con le mani l'Orobica, che ovviamente non ha nessuna intenzione di affrettare la rimessa in gioco. Qui recupera palla il Chievo, spalla la porta Peretti, Bertolotti in avanti, Ilai spazza, Kalasic non riesce a controllare, quindi ancora rimessa laterale per Mascanzoni, viene incontro Salimbeni, Peretti non riesce ad arrivare, qui una serie di batti e ribatti e poi palla che comodamente arriva sui piedi di Nardi. Nardi che tenterà rimessa lunga. Qui alla meglio l'Orobica, che adesso ovviamente ha anche più energie mentali, quindi arriva prima anche sulle seconde palle. Kalasic recupera però Salimbeni, che non riesce a trovare Di Stefano, ancora rimessa laterale, subito Salimbeni con le mani verso Di Stefano, che evita l'avversario e recupera, si procura ancora una rimessa laterale. Qui però ferma il gioco l'arbitro. Sì, Pier, comunque il Chievo sembra anche, come possiamo dire, distrutto che dal punto di vista mentale, non fisico, perché dal punto di vista fisico non c'è, ma distrutto che dal punto di vista mentale al momento. Cioè forse il secondo gol è quello che ha proprio tagliato che le gambe, proprio assolutamente. Sì, perché il Chievo purtroppo
dispiace dirlo, ma fra le mura domestiche è spesso abituato a rincorrere, e poi quando la partita la cominci in salita e provi un forcing offensivo, è ovvio che, come dicevamo prima, nel secondo tempo le energie vengono meno per leggere i contropiedi, e poi ti esponi anche a delle ripartenze come quella del 3-0, anche se, a dire la verità, il secondo gol non è stata una vera e propria ripartenza, ma un errore individuale. I primi due gol, diciamo, in generale sono stati creati in maniera anche abbastanza fortuita, casuale, dall'Orobica. Il primo, ricordiamolo, con una serie di batti e ribatti che poi hanno premiato in mezzo all'area Ilai, che da sola ha colpito a rete. Il secondo gol invece un traversone che ha sorpreso Olivieri sul colpo di testa, in pratica a porta vuota. Zigic è stata brava ma anche fortunata a trovare il gol che ha tagliato le gambe al Chievo. Poi il terzo gol di Pereira, come dicevamo prima, su contropiede ha chiuso di fatto la partita, perché siamo al 42esimo minuto. Tutto può succedere nel calcio in questo momento, però sembra, se non dura, durissima per il Chievo, mentre c'è un altro cambio per l'Orobica. Esce la numero 14 Foti. Esce Foti, vediamo chi entrerà. Qui facciamo fatica a capirlo perché il sole non ci ha aiutato. La numero 33, quindi Si tratta quindi della Bertazzoli. numero 33, Bertazzoli al posto di Foti, che prova ad arrivare sul pallone. Sombrero però di Mascanzoni, largo verso Di Stefano, che evita l'avversaria, prova ad andare lungo sulla fascia sinistra, fermata da Ilai, però Chievo che rimane in zona d'attacco. Salimbeni, Mascanzoni, tocca ancora una giocatrice dell'Orobica, quindi andrà con le mani Mascanzoni. Ancora Di Stefano, spallata Di Stefano, regolare però, ancora verso Mascanzoni, evita un'avversaria, anzi due, trova Salimbeni, prova a gestire il numero di Stefano, e fallo proprio ai danni della giocatrice in prestito dalla Juventus Women. Quindi calcio di punizione da ottima posizione sui piedi di Valentina Boni. Qui potrebbe anche tentare direttamente la battuta a rete. Sì, volendo sì. Prova a metterli in Poi il mezzo. cross, Gelmetti. tocca Gelmetti, ancora una volta Gelmetti, che nonostante la statura è pericolosa anche sulle palle aeree. Pallone che però arriva leggermente debole nelle braccia di Nardi. Qui Salimbeni solo per un attimo. Prova col tackle. Qui dimmi se sei d'accordo, Giovanni, trovare anche un gol non vorrebbe dire chiaramente nulla dal punto di vista del risultato, che ormai è largamente compromesso, però dal punto di vista della fiducia in ottica futura, visto che il campionato ancora è abbastanza lungo, ci sono altre 7 partite per il Chievo, fra cui le prossime 2 importantissime, sempre in casa, ricordiamolo, sempre grazie alla trasmissione di Avelia. Vedremo sul canale YouTube di Avelia, ma anche sempre sulla pagina ufficiale del Chievo Verona Women su Facebook. Prossimi 2 impegni, ricordiamo, fra 7 giorni contro il Como e poi il 3 aprile contro la Roma. Forse appunto un gol potrebbe voler dire qualcosa per affrontare questa partita con un pizzico di fiducia in più. Da andare avanti però l'Orobica qui un ottimo aggancio di Pecchini che evita il peggio.
Sì, trovare un gol potrebbe essere importante dal punto di vista mentale più che altro. Però bisogna capire, Pier, bisogna capire tante cose, perché se questa è la squadra di Pomigliano, ok, se è la squadra che abbiamo visto molto spesso, allora la situazione si fa un pochettino che complicata. Oggi l'approccio era stato ottimo, le occasioni sono state create, poi quando prendi gol in quella maniera dal punto di vista mentale ci sta anche che esci che dalla gara. Non deve che succedere, però ci può stare, ecco. Un gol potrebbe essere una spinta dal punto di vista mentale, però vediamo. Intanto io darei quantomeno la palma di giocatrice più volenterosa a Gelmetti, perché Sì, nonostante le polveri bagnate non è riuscita a replicare il gol finora di 15 giorni fa, però è stata quella che ha creato veramente le uniche, le occasioni più importanti del Chievo. Sì, forse Gelmetti e Tunoaia, ecco. Gelmetti e Tunoaia sono state probabilmente le migliori oggi. Poi per il resto... Quando meno anche sul piano della volontà, perché Gelmetti oltre alle occasioni ha lottato veramente su ogni pallone. Sì, questo sì, poi ripeto, oggi si perde 3-0, però si fa fatica anche a analizzare la gara, a commentare, perché ripeto, quando prendi 2 gol in quella maniera c'è poco che da fare, purtroppo che c'è poco che da fare. Sì, c'è poco da rivedere dal punto di vista, diciamo così. Intanto va avanti, prova ad andare avanti l'Eurobi per rendersi ancora pericolosa. Ha letto ancora il movimento da parte di Tunoaia, più impreciso però Olivieri. Prossime 2 sfide importantissime per il Chievo, per aggrapparsi al treno salvezza che a questo punto coinvolge soprattutto l'Eurobica, che si fa avanti proprio in questo momento. Tiro fuori, però la conclusione della giocatrice in maglia rosso-blu, che aveva tentato addirittura il 4-0. Asta, probabilmente asta. Sarebbe davvero ingeneroso per il Chievo. Qui, come dicevamo, c'è poco da analizzare dal punto di vista tecnico, tattico. Intanto proprio in questo istante arriva il triplice fischio dell'arbitro Simone Di Renzo. Finisce qui sul risultato di 0-3 la gara di oggi fra Chievo Verona Women e Orobica. Ricordiamo, come dicevamo prima, difficile da analizzare questa gara, perché il primo tempo ha visto soprattutto le ragazze di Mister Ardito gestire la gara, comunque rendersi pericolose. Nonostante tutto però il gol lo ha fatto l'Orobica con un'azione creata anche in maniera un po' fortuita, su cui però Ilai si è avventata e ha siglato il gol dell'1-0. Ripresa in cui il Chievo non ha saputo forse ripetere quell'idea di gioco che ha mostrato nei primi 45 minuti. È uscita bene è uscita bene dagli spogliatoi, però non è mai riuscita a rendersi pericolosa con il secondo tempo, e ha addirittura subito il gol prima del 2-0 con un altro gol fortunoso, casuale, che però ha tagliato le gambe alle giocatrici di Mister Ardito, di Zigic, e poi per tentare disperatamente di ribaltare la gara, di riacciuffare la gara, si è esposta al contropiede che ha decretato il 3-0 finale, siglato dalla nuova entrata Pereira. Sì, Pier, ripeto, vediamo qui Mister Ardito che esce sconsolato, giustamente. Sì, probabilmente molto sconsolato. Oggi, ripeto, commentare è anche complicato, perché proprio commentare è anche complicato. Il primo gol abbiamo visto tutti come è stato fatto, il secondo gol purtroppo pure, direi. C'è pure.
il terzo gol È fisiologico, direi, quando poi ti esponi al contropiede. quando poi ti esponi al contropiede. Però purtroppo siamo sempre qui a commentare la solita partita. Cioè, prima dicevo Vicenza, Ravenna, anche contro che la Lazio in casa, anche contro il Pontedera. Una squadra che crea ma che purtroppo prende gol spesso alla prima occasione e poi da lì non riesce più a risalire. Sarà un caso che secondo te le vittorie più belle, la maggior parte delle vittorie del Chievo sono arrivate in trasferta? Forse quando si trova a comandare la partita in casa, anche se non c'è pubblico e quindi è un fattore relativo, in casa quando si trova a gestire la partita non riesce quasi mai a portarla a portare i punti. Sì, quando sei Quindi può essere anche una questione tattica, perché è una squadra meglio, più preparata a ripartire piuttosto che a fare la gara. Sì, diciamo che ecco, quando c'è in casa il gioco lo devi comunque fare te, molto spesso, e quindi ti esponi ai contropiedi e alle ripartenze. Quando giochi fuori casa invece, in base a quale squadra incontri, per esempio ricordiamo il Brescia, il gioco non lo fanno le altre. Però Pier, permettimi di fare comunque anche i complimenti a Lorobica, perché non è semplice venire a vincere a Verona e oggi ha conquistato anche 3 punti importanti per la sua classifica in ottica salvezza. La situazione per il Chievo adesso si fa complicata, però ci vuole testa, ci vuole cuore e ci vuole volontà, perché tutto può essere ancora recuperabile. Ecco. Può essere recuperabile proprio a partire dalla prossima gara, in programma fra 7 giorni, sempre qui allo stadio Aldo Olivieri di Verona contro il Como, quindi vi diamo appuntamento fra una settimana, sempre in diretta su Avelia e sulla pagina del Chievo Verona Women. Dallo stadio Olivieri di Verona è tutto, un cordiale saluto da Pierluca Loporto e Giovanni Sorbello. Buona domenica. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030.